Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di seguirci, grazie al nostro ospite di essere venuto qui con noi in studio, Ingegner Mauro Rossato. Presidente, grazie, Presidente Vega Engineering. C'è un miglioramento finalmente negli eventi luttuosi che si verificano nei luoghi di lavoro durante le operazioni normali. E quindi una riduzione di questo, però purtroppo c'è un incremento degli infortuni mortali durante il tragitto casa-lavoro. Quali sono le tipologie di lavoro dove c'è maggiore incidenza? Sì, a livello nazionale il settore più critico è sempre quello dell'edilizia. C'è da dire che il governo è intervenuto con una cosiddetta, che lei ha anticipato, patente a crediti, ossia è una specie di patente a punti che siamo abituati e che conosciamo molto bene perché è molto simile a quella della circolazione stradale. Però, come dice lei, è vero, nei cantieri si vede moltissimo ancora. Si vedono moltissimi lavoratori che non adottano i dispositivi di sicurezza. La sanzione è una delle misure da adottare sicuramente, che ottiene degli effetti, ma chiaramente non può essere l'unica soluzione. La formazione è una di quelle attività di prevenzione principali, serve proprio a cambiare il modo di lavorare delle persone. Io privato cittadino voglio rifare il tetto della casa, non lo so, quello che uno vuole mettere il cappotto. Deve chiedere la patente a punti. Ah, deve chiedere, a crediti. Deve chiedere all'azienda che sia... Oltre a tutta una serie di cose, adesso del anche 1° la ottobre deve chiedere la patente a crediti. Sì. Quando fanno domanda viene rilasciata una patente con 30 crediti, 30 punti come quella automobilistica diciamo, e se si scende poi a causa di infrazioni sotto i 15 non si può più operare. Sembra impossibile, ma questa patente a crediti, questa patente a punti, abbiamo notato che ha fatto sì che aumentassero le iscrizioni ai corsi di formazione, perché evidentemente per ottenerla bisogna autocertificare che la formazione l'hai fatta, ecco, e se poi viene verificato che l'autocertificazione è falsa, la patente viene ritirata. Formare i propri dipendenti sulla sicurezza è da ritenersi un valore aggiunto che viene percepita come grande attenzione da parte dell'azienda e ne ricade beneficamente sull'umore.